Italy. Via gli scalini in vetro sul ponte di Calatrava, soddisfatti i cittadini, troppe le cadute con conseguenze e cause all'amministrazione comunale che ha deciso di sostituirli. Revocate le graduatorie dei bandi per il restauro con lo sblocco di altri 120 alloggi comunali, l'assessore Colle, ora li sistemiamo noi. Maxi operazione congiunta di polizia e carabinieri, 80 persone identificate, 10 espulse e locali chiusi per 2 settimane a Mestre. In arrivo dal governo i risarcimenti per i risparmiatori traditi da Veneto Banca e Popolare di Vicenza, ma è scontro sui criteri di suddivisione dei primi fondi. Insultata al centro commerciale da una dipendente perché stava allattando, il racconto di una mamma mestrina ai nostri microfoni. Blitz nell'area dell'ex ospedale mercoledì pomeriggio da parte degli attivisti del loco, poche ore più tardi l'intervento della polizia e della municipale. A Santa Maria di Sala il commercio al dettaglio sfida la grande produzione con una singolare iniziativa, le figurine dei negozianti del posto. Buonasera, ben ritrovati con il TG di Venezia. In primo piano le novità che riguardano il ponte di Calatrava, troppi risarcimenti danni in 10 anni richiesti al Comune di Venezia e che ammontano a oltre 60.000 euro. Ecco quindi che l'amministrazione corre ai ripari e decide di sostituire gli scalini in vetro. Sentiamo. Attraversa spesso questo ponte, il ponte di Calatrava? Ogni giorno è perché lavoro qui vicino. Quindi ha mai avuto difficoltà a camminare anche specialmente lungo gli scalini in vetro? So che lo chiamano il ponte dei caduti, no? Sì, lo attraverso tutte le settimane. Per lavoro, per studio? Per lavoro, perché lavoro qua a Venezia. Sì, lo faccio spesso, quindi è ottimo. Diciamo di sì, però insomma non è proprio una bella figura da fare davanti a tutti. Beh, sicuramente sono successi un sacco di... Cioè, è successo più volte, penso che persone siano cadute e le ho viste personalmente. Mi ritengo fortunata perché al massimo sono inciampata, quindi facendolo spesso, diciamo, mi è andata bene. Qui gli scalini in vetro non sono affatto sicuri, specie quando piove o con giornate di forte umidità. Troppa la gente che cade, troppe le cause di risarcimento. Ecco che il ponte della Costituzione, più noto con il nome del suo costruttore, Calatrava, cambierà volto. Il Comune corre infatti ai ripari e decide di sostituire 8 doppie lastre in vetro con la tracchite. Ottima cosa, anche perché penso che per gli anziani comunque sia abbastanza problematica la situazione, adesso con l'arrivo dell'inverno si va a complicare. Il costo per gli 8 scalini si aggira sui 30.000 euro. Penso che sia stato un dispendio di denaro pubblico il ponte progettato in questo modo. Un architetto non deve guardare solo all'estetica ma anche alla funzionalità. Quindi è giusto sostituirli questi scalini? Giusto perché si rimanda a, cioè non si può rimandare mantenere una cosa in queste condizioni precarie, però bisogna vedere appunto come verrà finanziata questa sostituzione. Io non lo faccio mai, quindi sì, e quindi tolgono il vetro e poi cosa mettono? Lo sostituiscono con un altro materiale, con la trachite. Perché così non si scivola più. Sarà meglio così. Questo è meglio. Cioè, questo qua è preferibile perché ci sono anche persone anziane che possono scivolare, però ecco, uno basta che cammina verso la parte centrale del ponte e il problema è risolto, però è giusto, se c'è questo problema, risolverlo. Case popolari, revocate le graduatorie dei bandi per l'autorestauro con lo sblocco di altri 120 alloggi. L'assessore Colle, in 6 anni assegnati solo 20 appartamenti, ora li sistemiamo noi per incentivare la residenza in città. Sentiamo. All'indomani della manifestazione di alcuni attivisti che hanno occupato la sala consigliare di Cafarsetti per dire basta agli sfratti in città, la giunta comunale, su proposta della vice sindaco e assessore alle politiche della residenza, ha approvato la delibera che revoca i bandi di autorestauro del 2011 e 2014.
abbiamo approvato una delibera che finalmente chiude un bando autorestauro iniziato nel 2014 che prevedeva un numero di 147 appartamenti da bandire e in 4 anni ne sono stati assegnati siano 27. Assolutamente negativa l'esperienza, anche perché la procedura era assolutamente farraginosa. Questi 120 circa appartamenti che rimangono sono inseriti nel piano di recupero che ci siamo dati come scadenza da fare entro il 2020. In questo modo qua noi completiamo la ristrutturazione di tutti gli appartamenti di proprietà comunale nel territorio del centro storico. Con questa delibera dunque i 120 alloggi bloccati saranno resi nuovamente disponibili. Oltre 3 tonnellate di rifiuti speciali scaricati di notte da ignoti. Dopo mesi di indagini, i carabinieri del NOE hanno denunciato 3 rom più altre 9 persone tra imprenditori e dipendenti di aziende che smaltivano illecitamente i rifiuti. Sentiamo. 16 enormi sacchi di rifiuti speciali da 200 kg ciascuno abbandonati nottetempo nel piazzale di una ditta di Castelfranco Veneto. Grazie all'analisi del contenuto e alle telecamere di videosorveglianza del comune, gli autori dello scarico abusivo sono stati rintracciati e con essi una serie di aziende che si serviva di 3 soggetti rom, una donna e 2 uomini appartenenti alla stessa famiglia, per disfarsi illecitamente di scarti per il cui smaltimento altrimenti avrebbero dovuto pagare. I carabinieri del NOE, il nucleo operativo ecologico di Treviso, in collaborazione con Polizia Locale e ARPAV, hanno denunciato oltre ai 3 rom altre 9 persone, tra titolari, soci e dipendenti di 6 ditte con sedi nelle province di Treviso, Padova e Venezia, tutti indagati per gestione illecita dei rifiuti. Proprio una ditta padovana che si occupa di verniciature industriali aveva dato incarico ai rom di disfarsi di quei sacchi. I militari hanno documentato numerosi altri episodi analoghi. Un plauso all'operazione arrivato dall'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che ha ricordato come i danni che possono provocare i rifiuti non gestiti correttamente si scarichino sulla collettività. Non possiamo abbassare la guardia su questo fronte, ha concluso, che tra l'altro si può prestare a infiltrazioni da parte della malavita organizzata. È durata solo qualche ora l'occupazione dei locali dell'ex ospedale Umberto I di Mestre da parte degli attivisti del collettivo Loco. I giovani avevano rimosso le grate a protezione dell'ingresso con l'aiuto di un flessibile per poi mettersi a ripulire i fatiscenti padiglioni del vecchio nosocomio, annunciando una serie di progetti sociali e iniziative aperte alla cittadinanza che sono rimaste nei loro sogni. Durante la notte polizia, carabinieri e vigili si sono presentati sul posto per sgomberare i locali che nella mattinata di oggi sono stati murati per prevenire nuove occupazioni illegali. È ora di finirla con la violenza e le intimidazioni, ha commentato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Leggi e regole valgono per tutti e vanno rispettate. Un medico dell'ULSS di Mirano nel mirino della procura per una presunta modifica di un numero impressionante di ricette riguardante visite specialistiche. Sentiamo. La Procura di Venezia ha aperto un'indagine sulle liste d'attesa dell'ULSS 13 di Mirano, entrata nel 2016 a far parte dell'ULSS 3 Serenissima. L'ipotesi è che siano state modificate nell'arco di 3 anni, dal 2015 al 2017, oltre 44.000 ricette di pazienti che avevano richiesto una visita o un esame specialistico senza ottenere risposta nei tempi previsti. Attraverso un software sarebbe stata modificata la priorità delle richieste in modo da far rientrare le prestazioni nei parametri regolari. Ad accorgersene la stessa Regione Veneto, che dopo aver sospeso per 5 mesi senza stipendio il dirigente dell'ULSS che si occupava delle liste, ha segnalato il caso alla Procura. Al momento il fascicolo è senza indagati. Tra le ricette modificate lo scorso anno quasi 2.000 prescrizioni per altrettante visite dermatologiche, 1.600 otorinolaringoiatriche, 800 ortopediche, oltre 600 neurologiche e 500 cardiologiche. 10 stranieri espulsi, 2 locali chiusi, droga sequestrata. È il bilancio di un'operazione interforze compiuta tra mercoledì e giovedì da polizia e carabinieri in centro storico e terraferma. Identificate oltre 80 persone nel complesso. 8 stranieri questa mattina sono stati imbarcati su un aereo messo a disposizione dal Ministero dell'Interno per l'operazione, accompagnati al centro di rimpatrio di Bari. Altri 2 irregolari sono stati accompagnati al centro di
di Torino. Il supporto dei cani antidroga inoltre ha permesso di scovare 54 grammi di marijuana in diverse dosi al parco Querini di Mestre. Per 2 attività commerciali è scattata la sospensione per 2 settimane, il Pay and Win di via Paruta ed il Sonali Alimentari di via Piave a Mestre, 2 locali che le forze dell'ordine stavano tenendo d'occhio già dalla scorsa estate. In arrivo dal governo i sospirati risarcimenti per i risparmiatori traditi da Veneto Banca e Popolare di Vicenza, ma è scontro sulla suddivisione dei primi fondi. Sentiamo. Ogni giorno che passa è un giorno drammatico, non è un giorno di ritardo, è un giorno drammatico che si aggiunge già a una tragedia. Si aggrava di giorno in giorno la situazione dei truffati dal crack delle 2 banche venete che il governo si è impegnato a risarcire. Il DEF ha confermato che l'apposito fondo sarà finanziato nel bilancio 2019, ma dal Codacons chiedono all'esecutivo di modificare i criteri per l'erogazione di queste prime risorse. Attualmente è previsto un ristoro pari al 30% della cifra persa da ciascun risparmiatore, con un massimale di 100.000 euro. Una decisione apparentemente equa, ma che sostengono dall'Associazione dei consumatori non tiene conto della situazione sociale di chi ha perso ogni suo avere. Gli importi minori, questa è la diagnosi che facciamo noi, sono i più socialmente gravi, cioè chi ha un investimento alto in genere col 30% può anche avere più pazienza ad aspettare, ma chi ha importi minori non ce la fa. Il Codacons propone dunque al governo una diversa soluzione che, impegnando lo stesso ammontare di risorse, consentirebbe di recuperare completamente il proprio denaro a circa il 50% dei risparmiatori, mentre gli altri avrebbero comunque risorse sufficienti per poter attendere una nuova tranche di risarcimenti. Si proceda a dare a tutti, fino a una soglia, una franchigia di 40.000 euro, tutto. Per cui chi ha 26, 27, 28, 39.000, 40.000 euro incamera completamente il suo contenzioso con la banca, mentre gli altri, secondo il piano di rientro previsto dai fondi dormienti e integrato da ulteriori risorse se necessarie, hanno la possibilità di aspettare 1, 2 anni, 3 anni. In questo modo, spiegano i consumatori, si porrebbe rimedio alle emergenze sociali causate dal fallimento delle 2 banche, senza pesare troppo sulle tasche di chi ha perso somme maggiori. Ricordo che chi aspetta non riceve la somma ferma, ma la riceve rivalutata degli interessi legali e seduti e del tasso di inflazione, quindi è un'attesa non dolorosa. Ed ora lo spiacevole episodio accaduto ad una mamma di Mestre che è stata insultata al centro commerciale da una dipendente soltanto perché stava allattando. Sentiamo. Maternità, la madre, occhi bassi e sorriso lieve, guarda la sua bimba mentre l'allatta. A vedere questa scena viene in mente l'omonimo capolavoro di Picasso. Peccato che in questo caso la mamma in questione sia stata pesantemente insultata soltanto perché allattava. Eravamo al centro Le Barche e la bambina piangeva perché era stanca e quindi aveva bisogno di essere allattata. E quindi mi sono seduta, visto che non ho trovato un luogo adatto, non c'era un posto dove sedersi, almeno io non l'ho notato, non so se ci fosse, e quindi mi sono seduta sulle scale quelle che portano, diciamo, da sotto sopra, insomma. E niente, è passata la signora delle pulizie e già, diciamo, in modo un po' sgarbato si è rivolta dicendomi: ma insomma signora, ci sono le poltrone di là per sedersi, in maniera un po' sgarbata. Isabella, mamma 35enne di Mestre, è ancora molto turbata. Lo spiacevole episodio martedì scorso, dopo le 17:30. A distanza di giorni la sua voce è ancora tremante, trattiene a stento le lacrime e scossa per essere stata discriminata soltanto perché doveva allattare la sua piccina. E lì ci sono rimasta un po' male perché io non avevo visto nessun posto dove andare a sedermi. Il bagno riservato alle mamme con fasciatoio in quel momento era inaccessibile. Non era disponibile in quanto innanzitutto ci voleva la chiave ed era chiusa
la porta, e poi c'era passata davanti una signora che era naturalmente con un altro bambino, e quindi ha detto: la bambina ha bisogno di allattare e non posso stare qui ad aspettare, e mi sono quindi seduta sulle scale, come ho detto prima. Isabella, costretta per questo a sedersi in un angolino sulle scale, non infastidiva però nessuno, considerato che aveva anche il seno coperto da un foulard per garantire il rispetto dell'intimità del momento. Cioè, nonostante la donna delle pulizie nell'osservare quella scena, anziché prestare le giuste cure alla mamma con bambina, l'ha redarguita pesantemente. La maniera, diciamo, in cui si è rivolta non è stata consona alla situazione, perché già io mi sono seduta sulle scale, che non è sicuramente il luogo più adatto per allattare la bambina, e quindi mi sono sentita molto a disagio in quel momento. Come Isabella, altre mamme potrebbero subire la stessa maleducazione. Opportuno sarebbe che anche il centro Le Barche si dotasse di una postazione per l'allattamento e la cura del bambino. Direi che sia segnalato al meglio un posto adatto per allattare per tutte quante, chiunque abbia bisogno, e che quindi ci siano anche delle maniere un poco più delicate per rivolgersi alle persone in queste situazioni. Lei questo centro lo frequenta perché ci sono anche le giostrine per i bimbi, ci andrà ancora? No, penso che per il momento non ci andrò più. Carico da record per una delle navi in partenza dal porto commerciale di Venezia. Sono salpati in mattinata alla volta della Nigeria i 2 giganteschi reattori di idrocracking che alimenteranno la prima raffineria privata del paese africano. Realizzati a Brescia e Marghera, i 2 manufatti sono tra i più grandi mai prodotti al mondo per il settore petrolchimico. Ciascuno pesa 1535 tonnellate e misura 60 metri di lunghezza, un record assoluto per lo scalo veneziano, dal quale non erano mai stati effettuati imbarchi di tale peso. La fase del trasporto dei reattori dello stabilimento alla banchina ha usufruito dell'accesso da via Sali, realizzato appositamente per il passaggio dei carichi straordinari. Per caricarli sulla nave sono state impiegate 2 gru dalla portata di 1100 tonnellate ciascuna. Ed ora linea alla regia per la pubblicità. A tra poco. Nuovamente in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Santa Maria di Sala con il commercio al dettaglio che sfida la grande distribuzione. Sentiamo come. Devo dire che per quanto mi riguarda finire su una figurina sarebbe fico. Siamo felici, insomma. Ti piace essere rappresentato in figurina al posto dei calciatori? Ah, è una bella idea. A Santa Maria di Sala e frazioni tra i commercianti non si fa che parlare di questo, l'album di figurine con protagonisti proprio loro, il barista, il panettiere, il fruttivendolo, solo per citarne alcuni, e tutti i negozianti del paese che aderiranno all'iniziativa dal nome Alla scoperta del mio paese. Allora, i protagonisti sono i nostri commercianti, che noi cercheremo assolutamente di supportare, perché con l'avvento dei centri commerciali che stanno aprendo a Iosa dobbiamo cercare di far squadra con loro, perché loro sono la parte debole, e quando noi facciamo gli interessi dei tanti contro gli interessi dei pochi facciamo sempre il nostro dovere. Progetto che decollerà dal prossimo novembre dalle scuole e dagli asili e con cui i bambini entreranno ogni giorno in contatto con chi lavora quotidianamente per la crescita economica e sociale del territorio. Sì, bisogna anche un po' combattere questi centri commerciali che sono uccidono un po' quello che è il comune, quello che è il centro. Penso anch'io che sia un'iniziativa veramente molto valida per il nostro negozio, per il paese, per tutti, insomma, che hanno un settore nell'ambito lavorativo così anche molto impegnativo, perché insomma c'è bisogno di vendere, c'è bisogno di fare. Può essere un incentivo, un'idea anche valida, che dopo sia remunerativa nel senso lato, non credo, però tutto va bene. Idea con cui la Confcommercio del Milanese ha sbloccato 11.000 euro di finanziamento per il comune di Santa Maria di Sala, dichiarato distretto del commercio. La classe, che avrà collezionato più figurine e più album, verrà premiata a marzo 2019. E il fine, cioè poi questi proventi che andranno agli stessi commercianti? Certo, sono per aiutare i commercianti, stiamo cercando di supportare loro. Loro sono per noi una risorsa vitale.
Dopo i TG torna come sempre questa sera 20:10, punta alla simpatia con i Papu, ospiti in studio Ramiro Besa ed Andrea Appi, e poi la nostra prima serata grande richiesta torna dalle 21:15, lo speciale dedicato alla tragedia del Vajont, una nostra produzione che ripercorre il dramma costato la vita a quasi 2000 persone nella notte del 9 ottobre del 1963. Interviste, voci e ricordi nel dolore dei sopravvissuti questa sera a partire dalle 21:15. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. In chiusura un'occhiata alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. La giornata di venerdì 12 ottobre sarà in prevalenza stabile sulle nostre regioni. Nel dettaglio sul Veneto sin dal mattino sarà bel tempo, tuttavia il cielo si presenterà più nuvoloso nelle prime ore del giorno, poi ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche nube sparsa. Non sono attesi fenomeni degni di nota. Temperature minime tra 14 e 17 gradi. Massime comprese invece tra 20 e 23 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole. Sarà dunque una bellissima giornata all'insegna di un tempo asciutto. Il cielo sarà sereno e sgombro da nubi quasi su tutti i settori. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra 15 e 16 gradi. Massime oscillanti invece tra 22 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Tempo in prevalenza buono, soprattutto al mattino, quando sarà ampiamente soleggiato ovunque. Dal pomeriggio non si esclude qualche occasionale piovasco sui settori settentrionali della nostra regione, ma migliorerà molto presto. Temperature minime tra 14 e 17 gradi. Valori massimi compresi invece tra 24 e 28 gradi circa. Per ora dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci.